la comunicazione da parte dello Stato. Riunione a Fiume in sala giunta tra il sindaco Marco Zambuto, i capigruppo e i consiglieri comunali in vista dell'attesissimo consiglio comunale di questa sera, dove si deciderà se approvare o meno l'aumento al massimo delle tasse ed in particolare di IMU ed IRPEF per evitare il dissesto finanziario. Secondo indiscrezioni, la maggioranza del consiglio comunale voterà a favore dell'aumento delle tasse, anche per salvaguardare il posto di lavoro ai dipendenti precari del comune, che questa mattina si sono riuniti in assemblea per discutere del loro futuro occupazionale. Inoltre, per far cassa, la giunta comunale ha deciso di vendere alcuni immobili di proprietà comunale. Il sindaco Marco Zambuto anche oggi ha definito obbligatori e necessari gli aumenti di IRPEF e IMU, le cui aliquote saranno aumentate al massimo previsto dalla legge. Cosa chiede ai consiglieri comunali, anche di opposizione? Di assumerci insieme le responsabilità. Quello per cui siamo chiamati oggi non è causa di Zambuto, dell'amministrazione Zambuto, ma è causa di un momento internazionale, nazionale, regionale che si sta vivendo, per cui chiedono anche ad Agrigento un contributo per il risanamento del bilancio dello Stato. E questo è il tema. Se voi ritenete, i consiglieri comunali o i gruppi politici o qualcuno che intende fare la campagna elettorale, approfittare di questa vicenda per riprendervi una rivincita sulla campagna elettorale, ebbene guardate che io non ci sto, ci diciamo tutte le cose per come stanno, ci diciamo quello che è stato il lavoro di questi 5 anni e quello che noi abbiamo risanato in questi 5 anni a fronte dei 30 anni e dei 40 anni precedenti. Ai consiglieri quindi chiede di votare la sua proposta di aumentare le tasse. La proposta viene dall'ufficio e la proposta che viene dall'ufficio viene a causa di queste riduzioni che vi sono state ai trasferimenti del governo nazionale. Alternative, a meno che non ci sono alternative immediate, possibili, praticabili, per le quali è possibile mettere in salvaguardia i conti del bilancio comunale. Sindaco, cosa porterà questa sera in Consiglio Comunale? In Consiglio Comunale tutta la verità sui numeri del Comune di Agrigento, per ribaltare anche tutte le accuse di chi forse vuole una rivincita sulla campagna elettorale. Ebbene, io ho vinto la campagna elettorale, intendo governare questa città dicendo la verità. I tagli ai trasferimenti al Comune di Agrigento da parte del governo Monti sono stati comunicati dopo le elezioni. Nel mese di luglio ci viene comunicato dal governo Monti il taglio di 1.100.000 euro della spending review. Ci vengono comunicati 6.800.000 euro in meno del governo Monti sempre dopo le elezioni. Ed inoltre il governo Monti ci dice non soltanto vedi che ti tolgo questi fondi, quelli che ti dovrei dare non te li do perché tu te li devi andare a prendere dall'IMU. Quindi ci sono condizioni assolutamente diverse rispetto ad aprile, maggio, il momento della campagna elettorale. Questa è la verità. Nella lunga riunione in sala giunta sono state valutate anche eventuali alternative per evitare il dissesto finanziario che innalzerebbe al massimo i tributi, che causerebbe il licenziamento dei lavoratori precari e la perdita dei crediti da parte dei fornitori. L'opposizione al Consiglio Comunale e soprattutto il PDL, con il capogruppo Geraldo Alongi, accusa il sindaco di scarsa programmazione. Il PDL voterà la proposta di Zambuto di aumentare le tasse? Il PDL chiaramente è contrario all'aumento dell'IMU nel modo più assoluto, però dico, ormai si è creato un'area pesante, non è che siamo al dissesto finanziario, siamo al dissesto della politica e questo è responsabile il sindaco Zambuto. Perché è responsabile? Perché anche questo ultimo passaggio della nuova giunta è una cosa poco lineare, scorretta direi, perché andarsi a prendere 2 consiglieri comunali e metterseli nella propria giunta per colpire altri è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una cosa di una scorrettezza unica che nel tempo lui la pagherà politicamente. Allora, per quanto riguarda l'IMU, noi siamo contrari all'aumento, assolutamente, non siamo per il dissesto, siamo in difficoltà in questo momento su cosa fare. Ascoltiamo adesso Gerlando Gibilaro di Grande Sud, che tra l'altro invita la giunta comunale a far cassa con i soldi della sanatoria in zona B. Stasera si andrà a votare l'aumento dell'IMU e dell'IRPEF, praticamente si andranno a mettere le mani nelle tasche dei cittadini.
Noi come Grande Sud, già io l'ho specificato, andremo a votare questa proposta di delibera solo a determinate condizioni, che ci sia una programmazione politica seria tesa al risanamento e al vero rilancio del Comune di Agrigento.